Il Galà dei Patrimoni, le delegazioni hanno raccontato la loro storia alla platea del Palacongressi, storia dei popoli, tradizioni e abilità, tramandate, culti e credenze, un insieme densissimo di elementi culturali con il quale ieri sera al Palacongressi i patrimoni hanno dato prova di grande spettacolo e indiscutibile qualità che emerge dal lavoro svolto dagli organizzatori nella scelta dei protagonisti del 74esimo Mandorlo in Fiore. Il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, dottor Giuseppe Parello, ha colto l'occasione per evidenziare come quella dei patrimoni sia stata una scelta determinata dalla volontà di imprimere una più incisiva caratterizzazione al Mandorlo in Fiore, che ha ricevuto il patrocinio UNESCO ed è stato iscritto nel RACE. Una scelta, ha detto il dottore Parello, che accresce la kermesse esaltando i valori che celebra il festival, che si arricchisce di quell'elemento che coniuga patrimonio con identità e comunità. Ieri sera rappresentazione dei patrimoni provenienti da Montenegro, Corea, Lettonia, Messico, Tamura di Girgenti, Voladores, India, Bolivia, Kenya e Colombia. Tutti si sono esibiti in grande performance con balli, musiche e canti che hanno dato un chiaro assaggio della capacità di esprimere storie e tradizioni culturali di ciascun popolo. Curatissimi costumi e le coreografie con un'esplosione di colori e atmosferi che hanno disegnato un viaggio emozionante nella storia delle peculiarità e del modo di essere di ciascuno dei partecipanti.